Però i melodici di una volta non ci sono più, che sono grandi. La prima volta che ti ho incontrata è stata rindo tram la torretta, ma presso a te ci sei accompagnata e mi facevi le cose che ti testa e tu mi guardi e io ti guardo. Manarita sta tranquilla, tutto passa, ma tu resta che la cosa che non se ne fa, giusto, cuore da parte, tu sei ciò che scemo quando scendi in tuo quartiere, quando torni da te. Qua è stato nell'arte della canzone napoletana melodica. Il signore qua è uno dei migliori anni. Cantante lirico e napoletano. Stai lontano da sto cuore e a te voglio con pensiero, niente voglio e niente spero che tu pensi solamente a me. Sii sicuro che questo amore come sono sicuro di te. Oh vita mia, oh cuore, e questo cuore sei stato il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Olè. Dino D'Angelo vendeva i giornali in mezzo a Piazza degli Artisti, Piazza Trieste e Trento. Piazza Trieste e Trento, non bar... Ognuno parla. Esatto. E poi da allora uscì cantante, ma non è un cantante, è diventato. È diventato così. bravo. Sì. Ed era un ignorante, poi ha studiato ed è diventato quello che è. Per me è uno dei più bravi è Finizio. Finizio, ma tutti bravi. Non siamo sempre stati come roccia, ma ti tenevo e tu tenevi me. Ora che invece la tua assenza brucia, mi affido al vento come polline. E basterebbe solo ricordare o dimenticare quello scegli te. E rincontrarsi o lasciarsi andare. E buona vita a te. Io li ritengo i piccoli dei grandi. Un Mauro Nardi che canta da tanti e tanti anni, sta al successo dal fine 79, non lo possiamo chiamare neomelodico. Quando già pizzica ti volesse cercare scusa, quando già pizzica come fredda che sta casa, allora la capisco che per me si tutte cose, un grande amore che aiuta cuore a poter sbattere. Gigi Finizio? Nemmeno è un grande Gigi Finizio. C'è una tecnica Finizio che fa paura ed è spaventosa. Per ogni giorno che ritorna il sole, per ogni bacio dopo colazione, prima d'uscire solo due parole, buongiorno amore. Conto ogni istante vale più dell'oro, tu che sorridi e dici non è vero, lascia sia così, lascia stare i nostri sbagli e quando viene sera stringi me più forte ancora e sempre, e noi che non diciamo mai per sempre. Neomelodico secondo me è una parola è una parolona, però molti di loro la intendono come una parolaccia, quindi per fare una battuta. La neomelodia c'è sempre stata, uno dei più grandi neomelodici, cioè chi ha inventato, è stato capostipite di una linea musicale, di un genere, è stato Pino Daniele, è stato Edoardo Bennato, al di là del tecnicismo, diciamo, al di là del pop, del rock, hanno sempre dimostrato la melodia della nostra città, la melodia intesa come pensiero, come poesia, come disegno e linea musicale. Lo sono stato io tanti anni fa cantando L'amore di tutti quanti, però
Oggi la parola neomelodica si è deformata. Alcuni di loro intendono l'artista che nasce nei vicoli, che canta uno slang. Insieme clamoroso, perché conti ogni cosa prende peso. Classe 65, nato nel Rione Sanità, debutto a 9 anni con il primo album, autodidatta nello studio del pianoforte, vincitore nel 94 di Sanremo Giovani nella sezione Cantautori. Oggi è un'icona della musica leggera napoletana. Con 35 album pubblicati, se non si fosse messo in mezzo il coronavirus, Gigi Finizio sarebbe tornato i primi di giugno allo Stadio San Paolo con un concerto evento, una start-up da cui ricominciare il Giro d'Italia in tour. Un ritorno rinviato a giugno del 2021, ma intanto in pieno lockdown ha lanciato l'ultimo disco. Mentre tu mi stringi in te braccia e mi guarda così, in sto momento ma basta che tu mi vuoi bene, che stai qua eppure si fosse un suono che fa. Chissà che volesse scrivere se stasera parlete, dire se deve chiarire, se hai bisogno di dall'occhio tuo di stoccare. Nel silenzio dell'emergenza sanitaria è nata È Gioia, l'ultima canzone che Andrea Sannino ha dedicato alla figlia. Gioia che non mi passa. Cresciuto ad Ercolano, 35 anni e già celebrato sulle bustine dello Zucchero da caffè per una canzone che da tempo volava di bocca in bocca, diventata nei difficili giorni di marzo internazionalmente virale, sfiorando il tetto dei 40 milioni di visualizzazioni. L'inno della resistenza all'avanzata del virus, la prima ad essere cantata dai balconi e nelle sale d'ospedale. Abbracciami più forte, perché pochi sono. Abbracciami è partita in sordina perché è pubblicata in un album che si chiama Wanema, come omaggio a Lucio Dalla, perché se vuoi te lo racconto. Lucio Dalla che fa parte della mia vita perché io nel 2006 vinsi dal nulla un provino per cantare al Treno dei Desideri, prima puntata di Antonella Clerici, e vinsi per cantare con Lucio Dalla. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erbe, ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, del loro amore tutto so, sbagliati e no. Senti adesso. Da lì è nata un'amicizia straordinaria durata ahimè fino alla sua scomparsa, e lui ogni volta che gli raccontavo, no, gli facevo sentire le prime cose che si iniziavano a scrivere, esclamava sempre un termine napoletano per farmi simpatia, diceva Wanema. Il primo album ufficiale di Andrea Sannino, 2015. All'interno c'era Abbracciami. L'ha scoperta Mertens, idolo di noi napoletani, l'ha cantata Mertens e quindi poi da lì non si è fermata più. Ciao Andrea! Oh, Andrea, veramente top, canzone bellissima. Mi è capitato ad esempio di sentire una traduzione in giapponese. Di Abbracciami. Sì, ho imparato anche a dirlo, però solo Abbracciami, che dice Onegai, che significa allora sì, tu yuku da kishimete, abbracciami più forte.
tutto tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente più, abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che Gesù che mi scedava ma non stava qua. Molto prima che gli italiani si mettessero a cantare alla finestra, Antonio Borrelli, in arte Topolino, lo faceva di mestiere. Cresciuto a Forcella, si è inventato un lavoro al primo piano di un palazzo in mezzo ai vicoli. A Napoli noi siamo bravi a inventarci mestieri. Io ho inventato questo, va bene? Il balcone della canzone, perché mi dicono che io ho fatto questa cosa che è una genialità, una cosa. Io mi sto rendendo conto che man mano hanno ragione, perché mi chiamano per farsi i selfie con me, mi vogliono farsi le fotografie. Ma è diventato famoso? Sì, grazie al balcone. Stavo in carcere, insomma, per una cosa che non metto in dubbio e non metto in questione la sentenza del giudice, perché ovviamente, però, ed è giusto che io ho capito tante cose in questa cosa, ho dato valore alla vita. E quando è uscito dal carcere? Mi sono messo sul balcone e ho cantato. Adesso mi sento realizzato perché faccio una cosa che mi piace e vedo che le persone dicono che io sono il numero uno, mentre che loro sono il numero uno. Io sono una semplice persona che cerco di portare un po' di allegria sui visi delle persone, perché le cose brutte si presentano da solo, non bussano alla porta. Io ti scusare, o vicinati a folla dei panini, facevano un sacco di complimenti, io ti sposai, ma all'improvviso le figlie fatti male, ne che l'arrivaio, una torticina di mano. Ma tu voleva pizza, la pomma la coppa, la tu voleva pizza, la pizza. Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesie. No, chi sta irrecuperabile? Che prima o poi ci vanno TSO. Voi non capite l'arte. Chi ci mette anni per arrivare a realizzare un disco o a comporre una canzone, chi insegue sogni diversi, vestire i panni di un altro, studiarlo, imitarlo e riuscire a vivere di luce propria anche quando potrebbe sembrare riflessa. E per Nino Langelo, che cantava perdifiato anche mentre faceva il pizzaiolo prima, il meccanico poi, ingaggio dopo ingaggio, festa dopo festa, è arrivato anche il ruolo da protagonista in un film. È un guitto, uno che fa il cantante nelle feste. Un coso così, mia figlia non doveva neppure guardarlo. La sua figlia adesso si laurea e il suo futuro è accanto a un nulla facente vestito da pagliaccio. Ma fosse almeno credibile. Chi lo che lava Luca in capo, ma va a fare la cravatta. Tutta colpa del regista e sceneggiatore Enzo Morzillo, un'idea nata dopo averlo visto a una serata. Andare, ma tu mi vuoi bene a me? Ma è mai possibile che tu fai sosia Nino D'Angelo e mi chiamo con una canzone Gigi D'Alessio? Andare è più sfiziosa, azzeccosa, come piace a me. Vi posso assicurare che io non ho mai visto un personaggio migliore e più bravo di lui che possa identificare il Nino D'Angelo nella sua vocalità. Quando lo sentite cantare è talmente bravo nel imitare Nino D'Angelo che se chiudete gli occhi sembra di avere di fronte Nino D'Angelo. E nelle feste che lui fa, nelle serate, perché poi in realtà lui è un ragazzo semplice, è un ragazzo diciamo popolare, le persone credono veramente di sentire Nino D'Angelo e poi arriva lui e porta una gioia infinita, fa divertire tutti quanti, ecco. Nino D'Angelo è stato il papà di tutti. Nino D'Angelo è un maestro, ha fatto un po' di scuola a tutti.
diciamo il neomelodico, anche se questa parola a me non mi piace, lui l'ha inventato, perché prima non esisteva la canzone napoletana d'amore, esisteva, che ne so, spara, macirma. Invece lui inventò un jeans e una maglietta, guaglioncello, popcorn e patatine, la discoteca. Quindi queste canzoni hanno fatto innamorare tante generazioni. Lui per me non è soltanto un cantante, lui è un personaggio, lui è un vero interprete, è un poeta, è il poeta del lavoro. Cioè lui non si può definire cantante melodico, no? Lui secondo me è il Baglioni napoletano. Neomelodico. Che Marone, significa? Marone, quando è brutta questa parola, se la prima questa parola. Neomelodico è una cosa brutta per me, non mi piace questa cosa. Perché Napoli, il cantante, Napoli è una lingua, no? Come il tedesco, lo spagnolo. Quando qualcuno dice io canto spagnolo, è una lingua la Spagna, giusto? Il spagnolo, non mi sbaglio. Il napoletano è la stessa cosa. Io canto napoletano, non neomelodico. Che salta fa per campà. Bravo. Che salta fa per campà. La sigaretta in bocca, la mano in casa e se ne va a smarciarsi per tutta la città. Usa racina, bello aglio, usa racina, e femmina vanno a cura. Enzo Bruno ha 3 figli da mantenere ed è già nonno a 36 anni. Il canto nel cuore, una sala d'incisione creata con sacrificio nella sua Puglia. Ti definisci un cantante neomelodico? Attualmente cantante è una parola molto molto grande. A me io mi accontento di portare il giusto a casa e di far vivere i miei figli, fortunatamente, non con quel passato che ho passato io. Io dico sempre che prima di cantare bisogna saper trasmettere alla gente le emozioni. Io quella emozione che do, quello che dicono la gente, il mio pubblico, l'emozione che do dipende tutto dalla mia vita passata. Non esiste vita, posso migliorare. Io quando canto con il cuore, pensando anche alle cose brutte che poi diventano belle quando le canti. Il successo può arrivare con il passaparola e con i video postati sui social, dove è facile trovare anche contatti per prenotare un cantante alla festa. Un giro milionario travolgente. Il neomelodico piace, almeno dagli anni '80 sembra non conoscere crisi. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guarda a te. Partito dalla musica leggera italiana, il cantante e attore Rosario Mallardo ha scelto di tornare alle origini e alla canzone napoletana. Studi di lirica e recitazione alle spalle, una compagna e una figlia a cui pensare e l'obiettivo, prima o poi, di sfondare. Semplici, romantici, isterici, movimenti lenti, snelli ed ironici. Eccola là, la vedo, non è ancora la mia ma ci credo. È un filone che tira, che va molto bene, diciamo. È anche un mercato redditizio quello che c'è intorno. Quanto guadagna un cantante neomelodico? Un cantante neomelodico, una stima certa non te la so fare, perché in questo momento, ti ripeto, è una strada che ho intrapreso da poco, però vedo che è comunque una strada molto redditizia, che sia la canzone neomelodica ma come anche a livello nazionale. Una serata? Quanto guadagna?
Dipende, diciamo, dal nome che porti sulle spalle, diciamo così. Se sei un cantante quotato che ormai è da anni in piazza, c'è un tipo di budget. Se sei un cantante che nasce da poco, c'è un altro tipo di budget. Facciamo un esempio, un cantante più o meno emergente che sta per affermarsi, diciamo così. Dai 700 ai 1000 euro a serata. Quindi se ne fai più di una, insomma, un bel guadagno. La mia mano lentamente nei capelli suoi, un attimo che non vorrei finisse mai, poi mi dico, bah che strano, forse è solo il sogno della mia mano. Per fare un disco si parte dai 6.000 arrivare ai 15 ai 20.000 euro, dipende sempre dal tipo di prodotto che vuoi lanciare. Quindi tu stai facendo tutto da solo. Per il salto di qualità ci vuole l'impresario? L'impresario, diciamo, sì e no. Se hai il colpo di fortuna di riuscire a fare un tipo di progetto che al pubblico piace, allora riesci a cavalcare un'onda buona e a quel punto ci vuole che comunque qualcuno ti dà una mano o roba varia, oppure trovi un produttore che comunque ha fiducia in te e ti dà una mano a realizzare il tuo sogno, diciamo. Ma come funziona? Vi vengono a cercare loro? Di solito è così. Ti è capitato di chiedere aiuto? Mi è capitato di chiedere aiuto, mi è capitato di essere rifiutato, qualcuno mi ha rifiutato, qualcuno mi ha aiutato, qualcuno mi ha fregato. Una vulena carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta sciolta. La voce è di Angelica Sepe, ambasciatrice della canzone popolare napoletana nel mondo, un passato a calcare le scene dei teatri internazionali. Tanto la canzone napoletana classica, ma anche io sono stata un po' una controcorrente perché ho sempre cantato Napoli con il jazz e quindi di conseguenza qualcuno mi vedeva un po', sai, dice, vuole fare la sofisticata, ma io sono cresciuta col maestro Roberto Murolo, con Enzo Gragnaniello, con I Bennato. Insomma, io ho 62 anni, quindi faccio parte di quella categoria di vecchi cantanti con dei grossi valori culturali. Napoli, mille colori, Napoli, mille paure, Napoli, solo amare, Napoli, natura mare, Napoli, una carta sporca e nessuno c'è un mondo lavorativo che si svolge prettamente in Campania, il matrimonio, la festa di piazza, tutto quello che succede attraverso la musica, perché per noi napoletani la musica è un momento di convivialità, come posso spiegare? Cioè non c'era un matrimonio se non ci sono 10 cantanti, può sembrare ridicolo, ma come uno fa un matrimonio, al limite non possono mangiare e poi spendono 200 milioni per fare un matrimonio, ma non c'entra perché per noi la musica è proprio una parte della nostra vita. Bambini giocano in strada, sognando Messi e Neymar, correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà. Dovresti venire qui giù, dove il sole sfuma nel blu, nel campare fanno parkour, energie cattive mai più, ordiniamo senza menù, cameriere fai tu. Non ballare bene che con te vicino faccio figuraccia. Tu sei così bella, sei protagonista fra mille comparse. Io penso che la musica si stia modificando, noi siamo un grande ventre, questo lo dico, di una grande città, una donna partoriente e abbiamo l'abilità di creare, noi creiamo talenti, poi si salvi chi può perché restano solamente i talenti nei quali c'è qualche cosa di sostanziale, di vero più che altro. Sicuramente come mi sono modificato io nel tempo, perché io sono nato in una Napoli sofferente, una Napoli degli anni '80 che si è modificata nel tempo. Io ho cercato di dimostrare e di rappresentare la mia città nel modo più elegante possibile. Dico grazie al pubblico che mi segue da tanti anni e penso che andremo avanti e spero che nella città rimarranno dei talenti
che diranno poi, continueranno a dire qualche cosa di importante nella nostra città. Sono d'amore sono, per chi ci crede ancora, sono per chi non riesce, per chi s'affaccia e guarda cielo. Oggi di mano che fornisce a tutto quanto già abbraccia. Sono chitarra sono, per chi ci mette il cuore, sono per tutta gente che resta chiusa in te casa, per chi combatte notte e giorno. L'inno di speranza dopo l'epidemia, secondo Stani Roggero, 35 anni, moglie e figlia, lavoratore fin da giovanissimo, senza mai smettere di coltivare la grande passione per la musica pop. Frontman della Cantica Popolare dei Bottari, un progetto musicale nato a Macerata Campania, in provincia di Caserta, cittadina che vanta la più alta concentrazione di percussionisti attivi in Europa. 14 elementi che innovano la tradizione, finiti con il volto di Stani Roggero sulla copertina del sito dell'UNESCO, un progetto dietro l'altro per il giovane cantautore. Scrissi un brano dal titolo Basma ancora, un brano per testarmi in una nuova veste come cantautore, e una volta realizzato questo brano dissi tra me e me: deve passare nelle mani di un grande della musica italiana, e scelsi il maestro Enzo Campagnoli. Conobbi il maestro Enzo Campagnoli, lui ci ha messo del suo in questo brano ed è nato questo progetto dal titolo Anime Libere. Sono senza paura, fammi sentirlo nero mare, nata murriata sotto sole, e tutte suoni sta città. Quando scrivi un testo, che cos'è che ti ispira? Ma può essere la storia, può essere un amore, può essere qualsiasi cosa. Faccio un esempio, proprio con i Bottari siamo stati l'orchestra ufficiale del San Gennaro Day, un evento che si svolge fuori al Duomo di Napoli, e l'organizzazione mi chiese di scrivere un brano che parlasse di questo rapporto unico al mondo tra il popolo di Napoli e il santo patrono. Tempo di fare il viaggio Napoli-Caserta, il brano era uscito fuori in macchina, in un niente così, musica e parole. L'ho messo solo su carta, a casa è venuto fuori il brano, dal titolo San Gennà Pienze tu, che è proprio la parola chiave che si usa a Napoli nei confronti del santo patrono. Per pop intendo il vero significato della parola, popolare. È un modo di comporre, di usare i testi che sicuramente mi fanno pensare, quando scriviamo un pezzo, di parlare a quante più persone possibili, quindi non andare su un discorso un po' più di nicchia col termine ricercato, forse perché non lo sono culturalmente, quindi uno deve fare quello che è nella vita, e spesso leggo negli occhi delle persone quello che poi voglio raccontare, quindi è pop perché è popolare. Ponticelli, periferia ovest di Napoli, con quasi 80.000 abitanti, è il secondo quartiere più popoloso della città. Dal basso di uno di questi palazzi parte la musica di Radio Blu Napoli. Gino De Vita, 40 anni da metalmeccanico, il grande amore per la radio mai tralasciato dalla fine degli anni 70, ora pensionato, libero di fare lo speaker a tempo pieno e godersi la soddisfazione di contare 25.000 visualizzazioni ad ogni diretta sui social per la musica a gentile richiesta. Canzoni vi chiedono? Beh, logicamente canzoni napoletane, in maggior parte cantanti cosiddetti neomelodici, però c'è anche qualcuno, insomma, che ama la grande classica napoletana, quella bella di Immortale. Da dove vi arrivano queste richieste?
Diciamo un po' da tutte le parti del mondo, anche dalle parti più disparate del mondo. L'Europa tutta quanta, gli Stati Uniti, tantissimi in Argentina, Scandinavia addirittura, insomma da tutto il globo, insomma. Tu ti scordate di me. Invece Liberato, lei lo conosce? Liberato è uno dei grandi della nostra musica, è il grande mistero della nostra Napoli, insomma, nessuno in realtà mai è mai riuscito a vederlo di persona, insomma. Quando poco fa una stella, trovo un coppa proci e tu ti scordate di me, guarda il fuoco bascio furcella, trovo un coppa misi e tu ti scordate di me. Aveva scelto la pizza per veicolare la data del concerto evento che si sarebbe tenuto il 25 aprile a Milano. Sold out in pochi giorni, data raddoppiata in corsa, ma poi il coronavirus ha fermato tutto. Liberato, che nessuno conosce, la voce che parla, poco, solo sui social, ha annunciato che il concerto si farà a novembre e che intanto, mentre il mondo entrava in sonno, usciva sugli schermi il film Ultras di Francesco Lettieri, di cui Liberato ha firmato la colonna sonora. Poche uscite pubbliche, il volto sempre coperto, il disagio sociale e l'amore nelle sue canzoni, capaci di abbattere gli steccati tra musica colta e popolare. Liberato, lo conosci? Sì, so chi è e vi dico tra poco che lo conosco perché mi piacciono le canzoni che fa. Fa un po' rock. Diciamo che se devo, non lo so, lo sento più vicino alla trap pop. Perché anche lui sulla voce usa l'autotune, no? Quindi, però io non mi sono limitato a capirne il genere e né a capire chi è. Sicuramente questo ha fatto gran parte del rumore, no? Perché è una genialata andare a pubblicare un album senza dire chi è la persona, così la gente impazzisce a capirlo. Secondo me la vittoria di Liberato è che anche lui parte dalla voglia del racconto, di raccontare un disagio o un amore o un'esigenza che a un certo punto avrà avuto quando ha scritto, e poi mi colpisce anche molto il lessico che ha usato, perché è un napoletano un po' 4.0, perché usa dei termini che nell'antologia della lingua napoletana non ci sono ancora, però tra i ragazzini e tra i ragazzi sono già molto diffusi. Io lavoro in ambulanza, faccio l'ambulanziere, nel tempo libero faccio il cantante, sì. Neomelodico. Neomelodico. Balla con me, tu sei la cosa più bella che c'è, questa canzone la dedico a te, dammi dei fianchi avvicinati a me. Incontriamo Davide Junior nei pressi dello stadio San Siro, una vita su e giù dalla Sicilia alla Lombardia, uno dei tanti cantanti che hanno scelto la piazza di Milano, dove l'offerta pare addirittura migliore. Un mercato fiorente che si è stabilizzato da almeno 7-8 anni, incrociandosi a volte con le inchieste giudiziarie, fatti di cronaca e concerti annullati per l'ombra delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Ma dietro un giovane cantante neomelodico spesso c'è solo la passione per la musica, il tentativo di coronare un sogno, lottando a volte contro il pregiudizio. Volevo sperimentare musica reggaeton, perché adesso un po' la musica neomelodica sta iniziando,
cioè nuovi suoni praticamente, sempre come la voce neomelodica però con nuovi suoni, cioè più dance. Infatti adesso ho fatto l'ultimo singolo che si intitola Balla con me. Resto immobile ad osservare te, fermo immagine, sensazione stabile. Tu sei di Messina? Messina, sì. Però lavori molto al nord. Lavoro molto al nord, sì. Come mai? Sono messinese, sì, orgoglioso di portare la musica al nord, la musica neomelodica al nord, perché ci sono pure i quartieri che hanno bisogno della musica neomelodica, come Milano, Novara e tutte queste città che mi chiamano. Dov'è che lavori di più? Di più la provincia di Milano, Novara, Gallarate, anche Milano centro. Io ho visto spesso le locandine, no? Che presentano più cantanti. Come funziona? Fate una sorta di staffetta? Come funziona? Facciamo una sorta di staffetta. Praticamente arriva il cantante principale, che già è sold out, per esempio non so, facciamo Tony Colombo, e poi agli ospiti, ad esempio io e altri cantanti, noi apriamo la serata, facciamo magari 3 brani io, 3 brani un altro cantante e poi arriva il cantante principale. Il big? Il big, sì. E lì poi, esplode il locale. E quindi poi il guadagno viene suddiviso oppure ognuno di voi viene pagato a parte? Come funziona ognuno in di questi noi casi? viene pagato a parte in questi casi, ogni cantante ha un cachet con la sua cifra, o il locale o il manager, poi ognuno divide la sua spesa. Cantante neomelodico a Milano e dintorni, originario di Castellammare di Stabia, cresciuto a Milano, Gianluca Di Palma, almeno 2 punti fermi nella vita, la famiglia e la musica. Vengo da un quartiere molto difficile di Castellammare, dove la musica, diciamo, la senti in tutti i vicoli di Castellammare, quelli stretti, no? E allora ogni volta che sentivo musica sentivo un qualcosa dentro che mi chiamava, ma avevo tanta di quella paura di farmi sentire, poi ero molto timido da piccolo, quindi non riuscivo a comunicare, ecco, attraverso Però la cantavi musica. in casa? Urlavo in casa, no? Non cantavo e basta, cantavo principalmente con mio nonno, che è la figura più importante che mi ha trasmesso questa passione per la musica. Tu sei regina in sta città, tu sei in realtà, mi manda amore qua, guarda a te, volesse fermo di me, a me tu sei non dormiente. Tu sei regina in sta città, mi fai morire, mi guardi ma tu non sai, da voglia a te, il tuo mezzo sorriso, è un fulmine nel cuore. Ti racconto questa storia. Io ogni qualvolta che scendevo poi a Napoli trovavo lui sulla sedia a sdraio, su un'emittente napoletana, e guardava i cantanti, poi si girava e diceva ma qui ci fai qua? Devi stare là dentro. Faccio nonno, ma non è una cosa facile, sai, lasciare il lavoro, ci vogliono i soldi, ci vogliono devi pagare i musicisti, non è facile, ma tu ti ne facci, ti ne bell'occhio, puoi fare quello che vuoi, non ti serve niente, credici. Noi siamo la tua famiglia, noi ti appoggiamo in tutto quello che fai. E ho sempre rimandato. E poi, quando poi è venuto a mancare, sul punto di morte mi ha fatto questo desiderio che lui aveva dentro di sé, dicendo di mollare tutto, di lasciare tutto alle spalle, di stare sempre con i piedi per terra, perché è la prima cosa che mi ha insegnato, e di provare con la musica, che lui sarà sicuramente fiero e orgoglioso di questa cosa. Ad un certo punto, la svolta, hai deciso di fare una canzone in italiano. Sì, ho fatto questa canzone in italiano per dimostrare appunto alla gente che il cantante napoletano non è solo quello che si sente adesso, che si avverte, diciamo, ecco.
La musica napoletana è un qualcosa di magico, secondo me, e principalmente la musica napoletana è nata sulla base dell'amore, cioè sulla base del sentimento, quindi poi anche essere etichettato come neomelodico non è che non mi piace, è un fatto di discriminazione. Secondo me adesso si basa sul fatto che il neomelodico sia quella determinata persona e non si basa sulla persona che c'è dietro al microfono, che è una persona che lavora, fa tanti sacrifici per arrivare dove è arrivato, perché principalmente anche io ho fatto e faccio tantissimi sacrifici per anche far uscire un singolo. Ho fatto questa canzone in italiano per dimostrare che anche il cantante neomelodico ha le stesse potenzialità di un cantante italiano, un cantante che canta pop italiano o rock, ha le stesse potenzialità per non essere discriminato, ecco. Farò di tutto stasera per non guardare, lo giuro. Forse sarò esagerato, ma mi fai morire. Prendo la macchina e volo come se fossi un aereo. Mi batte il cuore, le mani tremano ancora. Vorrei scappare lontano da questa città per viverti tutto il tempo infinito che ho. Vorrei poi fare l'amore e non contare le ore. Sei come il tempo che non si potrà mai fermare, la luna che poi si specchia sulle onde stasera. Tu brilli come le stelle, ti sento sulla mia pelle, sulla mia pelle. Ma quanta strada stasera, chissà dove andremo a finire. La cognizione del tempo con te non esiste. Mi guardi